salendo del cortile interno del castello, di Scaletta. La famosa storia collegata al Vespro ricorda Magalda di Scaletta, il Vespro siciliano del 1282, la famosa guerra del Vespro. Magalda di Scaletta, con le sue grandi doti diplomatiche, aveva partecipato personalmente alla trattativa. Il castello è ben tenuto, c'è una visuale a 360 gradi. Da queste feritoie vedete tutte le Giocolabili. Delle lampade ultramoderne fanno un po' una scena accoppiata, una cosa molto strana in un castello così antico. È tutto un giro di una lampada ultramoderna, quasi scolpita, una scultura lampada dentro il castello. Di fronte a noi le Giocolabili. Questo carrollino somiglia molto a quello di Taormina. Chiama a castello.